La martoriata Senigallia e il resto delle Marche colpite dal maltempo del 15 settembre provano a rialzarsi, ma non è facile. La situazione è ancora complicata, come conferma l'assessore Elena Campagnolo, rosatese di origine e oggi nel comune anconetano. In questo momento mi trovo dove stiamo accatastando i rifiuti e non le dico che cosa sto vedendo perché è una cosa inimmaginabile. Chiunque anche dal Veneto può contribuire alla raccolta fondi sul conto corrente che il comune di Senigallia ha appena attivato. Noi abbiamo pensato di aprire quest'IBAN perché ci troviamo in una difficoltà ancora incredibile. Per fortuna sono arrivate varie colonne da tutta Italia, anche dal Veneto, quindi ringrazio anche gli assessori regionali che hanno ascoltato il nostro appello e nulla, se anche i cittadini vogliono contribuire a darci una mano in qualche modo, noi abbiamo mezza città da ricostruire, quindi ogni aiuto in questo momento è indispensabile per poter andare avanti.